Siamo qui con coach Guinestar, appunto allenatore dell'Hockey Montego Precalcino. Mister, una partita un po' a due facce, oserei dire, come l'abbiamo vista noi, no? Facendo la telecronaca. Insomma, primo tempo forse Montecchi un po' impreciso, un po' disorganizzato, magari in fase difensiva. Secondo tempo invece Montecchi è venuto fuori, ha provato tutto per provare a portarla a casa. Non ci siete riusciti. Sei d'accordo con questa analisi? Come l'hai vista tu invece dalla panchina? Tanto buonasera. Sì, così. Spero che il primo tempo non l'abbiamo fatto bene, però penso neanche loro hanno fatto una partita bellissima il primo tempo. Magari il secondo tempo noi abbiamo fatto il gioco nostro, ok? Una partita così, loro sono terzo, quarto, noi andiamo avanti di loro, quindi sappiamo che è una partita così. Per quello che erano contentissimi per pareggiare con noi, è così, perfetto. Noi andiamo avanti. Perfetto, lì volevo arrivare. Adesso comunque appunto voi siete secondi, loro sono quarti, abbiamo visto appunto un 2-2, un pareggio. Quali sono i tuoi obiettivi? Perché ormai ci state abituando bene qui, questo qua comunque è il nono risultato utile consecutivo. L'ultima sconfitta era appunto quella con Serenio il 6 gennaio, se non ricordo male. Non avete più perso, Noi andiamo avanti, giorno per giorno. giorno per giorno, adesso andiamo a Correggio, una partita forte igual che questa. Non posso parlare dell'arbitro perché veramente che non parlo, però veramente che è un po' strano lui con la qualità di partita che sempre fa, che parli così ai giocatori, che parli alla banchina. Penso che non va bene, però dai, quello è su partita che ha fatto, poverino, mi piace per lui. Però dai, noi andiamo avanti. La partita, te l'ho detto prima, contro il Correggio è una partita bellissima per giocare. Mi piace giocare questa partita così. E vediamo alla fine come è, no? Vabbè, grazie mister. A te.